rapito 2 settimane fa, è stato oggi ritrovato cadavere in una cava a pochi chilometri da Napoli. In questo mese salgono a 4 le vittime di sequestri di persona e se si considera che altre 3 persone sono in mano a bande criminali, si capisce... Si può sapere che stai facendo? ...sia arduo arginare il dilagare crescente della criminalità. Ma che è una seduta a fiume? A risentirci. Vogliate ascoltare ora qualche brano di musica leggera? Non vuoi più uscire? Sì, ecco, vengo. Che dupalle. Ehi! Ma dove credi di andare? A una veglia funebre? Non ci riesco. Io ho provato a convincermi, ma è più forte di me. Ti conosco appena e nemmeno so come ti chiami. Ma ok, ho capito. Ripassa tra un paio Forse d'anni. se prima uscissimo insieme. Senti, Gioia, i gelatini li vendono al bar qui sotto, quindi prima che perda la pazienza sganciati e torna da mamma di corsa. Ehi, ma perché mi hai preso? Io ho 16 anni, quasi compiuti. Sì, ok. Facciamo finta che abbiamo scherzato come zio e nipotina. E adesso fila. È stato un piacere conoscerti. Non puoi trattarmi così, non puoi. Ho detto vattene, fila! Sei un imbecille, maledetto pederasta invertito. Un vecchio fasullo. Pronto? Finalmente vi siete decisi. Dove? D'accordo. Affascinante, non è vero? Già, ma veramente a me il viscido ha fatto sempre schifo. Si chiama Lucifero. Mi fido più di lui che di qualsiasi altro amico. Non parla, non chiede, non tradisce. Cieco, muto e sordo. Sa solo uccidere. Un vero compagno al quale puoi affidare qualsiasi segreto senza paura di essere tradito. Jingo, nutrilo bene o ti ritroverai senza un orecchio oltre che senza lingua. Puoi andare. Una famiglia di storpi questa, a quanto pare. La verità è che tu hai più l'aspetto di uno sbruffone, piuttosto che quello di un vero professionista. Già. Beh, di buone credenziali ne avrei. Pino ha controllato. Dice che gli risultano 3 rapine, 2 sequestri e un paio di estorsioni. Le rapine sono 4, per la precisione. Adesso stai esagerando, non mi sono sbagliato. Sei uno sbruffone. E scommetto che non ti piace obbedire, vero? Ometto con buone credenziali. Zitto. E invece si dà il caso che questa sia una vera famiglia, basata su tradizioni molto solide. Da una parte il capo e dall'altra le piccole insignificanti rotelle di un ingranaggio.
E quando parlo di piccole, insignificanti rotelle di un ingranaggio, parlo di uno come te, per esempio. D'accordo, ho capito. Tu sei il capo, comandi tu il gioco. Io sono soltanto una piccolissima rotella dell'ingranaggio. Va bene ora? Offritegli qualcosa da bere e mettetevi d'accordo sul resto. Ci vediamo più tardi. Tutto sommato non vai troppo male e sei anche più simpatico di quanto mi aspettassi. Allora, ragazzi, che mi offrite? Ho capito. Non si beve. Monsieur Maurice e Angelo Iacomino. Questi sono i perni intorno ai quali ruota l'ingranaggio del crimine organizzato. Ecco, il delitto montano è indubbiamente opera di una delle due bande. Spero che non abbia promosso questa riunione per comunicare quanto anche la stampa meno specializzata sta pubblicando da mesi. Infatti. Indiscrezioni, ipotesi, sospetti, ci sono noti. Adesso noi vorremmo venire a conoscenza, possibilmente, dei fatti. È l'opinione pubblica che li esige. Non è facile. È quasi impossibile estirpare le radici di un vecchio albero. I sistemi tradizionali non servono a niente. Cosa intende per sistemi tradizionali? Non capisco. Ve lo spiego subito. Noi non possiamo più agire nella legalità, ma dobbiamo rispondere al crimine con i suoi stessi metodi. Sì, so che la bocca la storceranno in molti, ma solo così potremmo riuscire ad annientare lo strapotere di Maurice e di Iacomino. Io credo che sia troppo azzardato, signori. La stampa e l'opinione pubblica tutta potrebbero attaccarci e accusarci d'abuso di potere. Sono d'accordo con Marty. Qui non stiamo in America. Il rischio è troppo grosso. Il rischio è maggiore se non interveniamo con decisione. Ferrari ha ragione. Lei ha un piano da proporci? Ha già in mente qualcosa? No, non ancora. Ma sono riuscito a inserire uno dei miei uomini nell'organizzazione di Maurice. È già un passo avanti. E chi è quest'uomo? È un italo-americano. Si chiama Tony Lo Bianco. Ce l'ha spedito indietro l'FBI, radiato dai ranghi per violenza e concussione. Il tipo adatto per un lavoro del genere. E lei vorrebbe ottenere giustizia servendosi di un criminale? Non stiamo facendo altro da 3 secoli a questa parte. Chi vogliamo prendere in giro? No, non sono d'accordo. Neanch'io. Signori, vi prego. Ferrari ha ragione. Se vogliamo realmente raggiungere il nostro scopo, dobbiamo rinunciare a certi atteggiamenti ortodossi, che non giovano in definitiva né all'etica né alla giustizia. Tuttavia, dissento da lui su un punto. Quale? Un uomo solo non è sufficiente e potrebbe anche tradirci. No, non lo farà. È nelle mie mani. Ho elementi di ricatto per sbatterlo in prigione per una 20 d'anni. Comunque da solo non può farcela. Gli affiancheremo un agente di nostra fiducia. Curerò io stesso la scelta dell'uomo adatto. Tony non accetterà. La gente finirà col limitare la sua autonomia, con l'essergli d'intralcio. No, questa gente non farà altro che affiancarlo nell'ombra. È un impegno, una responsabilità che mi assumo personalmente. Questa è comunque la mia condizione. Sono d'accordo con Marciani. In tal caso, anch'io ritiro la mia obiezione. Come volete, ma se le cose non andranno per il verso giusto, sarò io a trovarmi nell'occhio del ciclone. Filerà tutto perfettamente. L'uomo che sceglierò sarà all'altezza del compito. Me lo auguro. Buongiorno, signori.
Un carrozzone. Certo che per voi della polizia l'Eco Cannon è stato un disastro. È in ritardo di 10 minuti. Com'è andata? Un solo schiaffo, ma ce l'ho fatta. Bene. Bisogna stringere i tempi. Ho ricevuto forti pressioni. Da domani avrà un agente di rinforzo. Niente da fare. Non era nei patti. Sì, lo so. Ma non ho potuto evitarlo. È un uomo in gamba e fa parte della sezione speciale. Senta, mi ascolti bene, signor Questore. Fosse pure tutta l'FBI, lo manderei ugualmente a fare in culo. Non voglio nessun rompiballe fra i piedi. Io sono stato costretto ad accettare. Già, ma non accetto io. Chiaro? A parte il resto, lo bianco, devo comunicarle che ho una richiesta di estradizione a suo nome. Sembra che i suoi ex superiori ci abbiano ripensato. La vogliono a Springfield, Illinois, per certe faccende, rapine, credo, 2 o 3, non 4, ricordo. prego. Appunto. Sì, non mi avevano concesso un aumento di stipendio. Quello che lei ha fatto prima non mi interessa. Al punto in cui siamo non mi rimangono che 2 sole alternative. O rispedirla negli Stati Uniti, oppure consegnarle soldi e biglietto per l'Argentina a operazione conclusa. La scelta è sua. Che devo fare? Esattamente quello che abbiamo stabilito. Dobbiamo annientare Morisse e Iacomino. Mentre lei studierà il piano, noi non avremo più contatti, ma quando ci darà il segnale interverremo regolarmente. E per quanto riguarda la gente, faccia in modo di dimenticarlo. È già dimenticato. Devi essere la Pantera Rosa, vero? Certo, 007. Benvenuto. Come ti trovi nel nostro paese? Una favola. Avete delle donne stupende, anche se un po' troppo focose. Ah, voi americani non ce la fate a svegnerle, eh? Sì? Hai mica 2 o 3 sorelle da presentarmi? Però sei anche spiritoso, lo sai? In giro si dice che in America hai ammazzato 2 poliziotti. Mi vuoi dire perché li hai fatti fuori quegli agenti? Beh, un po' perché mi diverte, poi perché quei 2... avevano una faccia da coglione come la tua. Oh, la faccia Lucas. Questa me la pagherai, bastardo fottuto. Preparami una camomilla. Ma perché avrebbero dovuto ucciderlo? Sapete almeno rispondere a questa domanda? Perché assassinarlo così brutalmente? Suo marito sarà vendicato. Noi stiamo facendo di tutto perché gli assassini di Italo non abbiano scampo. Non capisco. Se era il denaro che volevano, perché allora lo hanno ucciso? Non lo so. E se c'è un'altra ragione non la conosciamo. Ah, Ferrari, ma che razza di discorsi sta facendo? Io vorrei sapere quali ragioni possono avere degli sporchi assassini, oltre a quella di eliminare senza uno scopo la loro vittima. Me lo vuol dire? Erano dei ricattatori, non degli assassini. Hanno chiesto un riscatto e io volevo pagare. Ferrari mi aveva assicurato che comunque... Ferrari ha fatto quello che ha potuto, l'impossibile, ma non poteva prevedere quello che sarebbe successo. Quelle bestie sanguinarie. Qualcosa non deve avere funzionato nei loro piani. E allora non hanno esitato ad ucciderlo. Ecco la verità. Potrebbe essere stata una disgrazia. L'esame medico parla di una forte dose di pentotal nel sangue. Il cuore potrebbe aver ceduto e allora... Qualunque cosa sia potuta accadere, i responsabili devono pagare. La vita di mio marito non era preziosa soltanto per me, ma per tutti. Questo delitto non può restare impunito. Non può. Ascolti, signora. Troveremo quegli assassini.
e li puniremo come meritano. Ma nessuno mi ridarà mai mio marito. Questo è vero. Purtroppo sì, è vero. Vi prego, signori. Ora vorrei restare sola. Dobbiamo prima assaltare la macchina di scorta e poi il furgone. No, così non va. Così non funziona. I poliziotti non dormono e sono ben armati. In quel furgone ci saranno 4 miliardi. Non è uno scherzo metterci le mani. Possiamo creare una specie di blocco. Isoliamo la pantera e ci mangiamo i 2 col furgone. Già, è la cosa più semplice poi. E se per caso provano ad abbaiare, li facciamo fuori. Idioti! Sono circondato da imbecilli. Pensate che sia semplice bloccare 3 sbirri armati fino ai denti in pieno centro? Ma siete tutti impazziti! Io un piano ce l'avrei. Guardate, questo è il tragitto. Il furgone e la macchina di scorta, dopo un lungo giro, si metteranno nel centro attraverso questa strada, via Dacia. E qui, proprio a metà percorso, c'è un piccolo ufficio postale, di quelli piccoli, senza importanza. All'ora in cui passa il furgone, l'ufficio postale sarà mezzo deserto. Mi sembra proprio l'ideale. Ma l'ideale? Sì, l'ideale per una rapina. Ma che c'entra la rapina alla posta col furgone? Stai zitto, idiota. Vai avanti. L'idea non è male. Non parlo di una vera rapina, ma di un diversivo. Servirà ad attirare l'attenzione della scorta. Un poliziotto non può fare a meno di intervenire di fronte a fatti del genere, anche se nel nostro caso non potrebbero allontanarsi neanche per pisciare. Li conosci molto bene gli sbirri, tu, eh? È una dote naturale. Ho detto di fare silenzio. Più ci penso e più mi convinco che la tua idea non è niente male. Sì, 2 uomini escono dall'ufficio postale, sparando come matti. Magari ci scappa un morto o 2 fra la gente che passa. Quegli idioti della scorta non staranno a pensarci su neppure un minuto. Molleranno il furgone e fileranno dietro ai presunti rapinatori. È un'ottima idea. Davvero ottima. Ma dobbiamo contare sul fatto che i 2 agenti aprono per un attimo lo sportello del furgone. L'importante è calcolare bene i tempi. Dobbiamo essere precisi. Fulminare il secondo. Un piccolo errore e tutto può essere compromesso. Siamo d'accordo. Mi hai convinto. Il tuo piano è approvato. Bene, ragazzi, sapete quello che dovete fare. A domani. Tony, aspetta. Sì? Devo parlarti. Che c'è? Stai molto attento. Se avessi in mente di tradirmi, ti cercherei dovunque, ti troverei, stanne certo. E lo giuro su quello che ho di più caro al mondo. Ti ammazzo. Non dimenticarlo. Hai qualcosa di caro, tu? Sì, mia figlia. Quello che conta di più. Per me vale più della mia stessa vita, della tua e di quella di tutti gli altri. Le vuoi molto bene, vero? Sì, moltissimo.
è la mia anima. Tommy! Maurice! 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 Che ti succede? Non è niente. Non ti preoccupare. Portami via. Dove? Da mia figlia. Nel portafogli. L'indirizzo. Sì. Oh. Sì, calmati. Calmati. No. Che altro volete? Maledetti, non ve li darò mai. Credete di essere inattaccabili? Siete nelle mie mani. No, non mi accontento. Voglio di più perché sono il più forte. Voglio di più. Dove sono? Che cosa è successo? Sei nella tua macchina. Ti sto portando a casa, da tua figlia. Sta calmo. Ho detto qualcosa mentre ero svenuto. Di che cosa ho parlato? No, niente. Parole senza senso. Adesso cerca di star calmo, devi riposarti. Volta a destra, siamo arrivati. Papà, oh mio Dio, presto, entrate. Papà, cosa è successo? Non è niente, Paulette. Non ti preoccupare. I soliti disturbi al cuore passeranno subito. Vedrai. Si chiama Tony Lobianco. Lavora per me. Dove lo portiamo? Andiamo di là, presto. Ora è meglio che riposi. Lasciamolo solo. Povero papà. Non lo avevo mai visto così. Ogni volta peggiora. Gli succede spesso? No, ma certo il suo modo di vivere non lo aiuta. Lei non mi pare molto entusiasta del lavoro di suo padre. Difatti non lo sono, e soprattutto della gente che frequenta. Ho sempre avuto ribrezzo per gli scarafaggi. Io sono uno che rispetta le idee degli altri, specie se sono tipi in gamba come lei. Potrei avere un sorso di whisky? Non le ho offerto di restare. E poi, visto che già l'ho ringraziata, la invito ad andarsene immediatamente. Credo che farò due cose prima di uscire da questa casa. Una, mi verserò lo scotch da solo. E seconda, ti darò del tu. Lei non farà né l'una né l'altra cosa. Glielo proibisco. Tu non proibisci niente. Sei solo una presuntuosa. E quel che è peggio, sei anche una stupida ingrata. Ma chi credi di essere? Ma come ti permetti di parlare in questo modo? E poi, qualunque sia il lavoro che tuo padre svolge e le persone che frequenta, tu non hai alcun diritto di sputare sentenze moralistiche. E sai perché? Perché stai vivendo con il suo denaro. E quanto agli scarafaggi che tu disprezzi tanto, sa che uno di questi giorni non te ne trovi un paio nelle mutandine. E il solletico di quelle zampette potrebbe anche farti piacere. Lei è un porco. Sto risalendo la scala biologica. Comunque, l'accoglienza è stata pessima, ma il whisky ottimo. D'accordo, me ne vado. Tornerò a vedere se il capo ha bisogno di qualcosa. Non è necessario. Non abbiamo alcun bisogno di lei. Va bene, come non detto. Allora, gli farò trovare la macchina al portone. Il tempo di andare a prendere la mia. Ma... I miei omaggi, contessa.
Buongiorno. Desidera? Il tuo principale. Non c'è, è partito. Peccato. Vieni. Ho detto dov'è il tuo principale. E ho detto che non lo so, è partito. Bel taglio, bella giacca, bravo. Ma che bosto spacci? E che ne sai? Dì al tuo capo che mi manda il Presidente della Repubblica. E diglielo anche subito, perché, vedi, io ho i nervi a pezzi, non riesco a controllarmi. Chi bussa e va liscio vuole la meglio. Adesso buon gioco io, eh? Napoletana è liscio e bussa. Abbasso. Lascialo stare. Lo voglio vedere in faccia, questo coglione. Fatemelo guardare bene. Non t'ho mai visto in giro. Chi t'ha mandato qui? Nessuno. È stata un'iniziativa privata. Volevo parlarti. E per farlo cerchi di farti uccidere. Non mi sembra geniale. Che facciamo, capo? Lo buttiamo fuori? No, aspetta. Devo dirti una cosa importante. Potrei spazzarti via senza casino, se volessi. Te ne rendi conto o no? Certo, come no? Me ne rendo conto. E allora perché continui a fare l'Orlando furioso? Te l'ho detto, è importante, ti devo parlare. I casi sono due. O tu sei pazzo da legare, oppure tu hai veramente qualcosa di molto importante da raccontarmi. Facciamo una cosa, tu prima mi ascolti e poi giudicherai, va bene? D'accordo. Vieni con me. Andiamo. Guarda, tu là fuori mi chiamo! Fermatevi! Fermo! Su, cammina. Cammina. L'idea è ottima, ma il rischio è troppo grande. Non mi piace svegliare i cani che non mordono. Ma il rischio non esiste. È come raccogliere un portafogli caduto a un cieco. Dopo il colpo porteremo il furgone al posto convenuto. E mentre tutti saranno occupati ad aprirlo, tu sbuchi fuori con i tuoi e fai piazza pulita. In una volta sola Malloppo e Morisi, il colpo del secolo. Il meccanismo potrebbe funzionare. Ma c'è qualcosa che non mi convince. Se fosse Maurice a volersi liberare di me, questa sarebbe la mossa giusta da farsi. Ma perché non vuoi ragionare, Iacomino? Che interesse avrei a stare dalla parte del perdente? Maurice ormai è un vecchio rincoglionito, si regge in piedi per miracolo. Basta un soffio e il suo castello di carte va tutto a farsi fottere. C'è un patto tra noi. A ciascuno la sua zona. E lui lo ha sempre rispettato. Ma è roba d'altri tempi, è antieconomico. Oggi non c'è più spazio per i sentimentalismi. Ma ti vuoi rendere conto che oggi il crimine è industria, è politica? Lo dovresti capire, sei giovane. Però siamo pratici, quale sarebbe la tua convenienza? 4 volte l'offerta di Maurice. 100 milioni da lui, 400 da te. 400 milioni? Non trovi che sei un vestito un po' troppo di lusso? Certo, ma di taglio perfetto. Sto aspettando una risposta. D'accordo, ma non fare il furbo. Non ti preoccupare, ci tengo alla pelle. Ti farò sapere giorno e ora non appena Maurice avrà stabilito i particolari. Buona fortuna. Buona fortuna a te. Ti fidi veramente di lui? Io mi fido soltanto di me stesso. Ma se ha detto la verità, quei soldi saranno nostri. 400 milioni inclusi. In quel casino un cadavere in più o in meno non farà molta differenza. Un infame di meno.
Salve. Ti fanno male i denti, 007? Perché non sorridi? Il tuo fedele angelo custode è venuto da te? Solo una pantera rosa ritardata mentale come te poteva invitarsi in questo modo. Senti, fottuto bastardo. Sono 5 giorni che ti cerco. Che t'ha preso? Vuoi cercare di fregarmi? No, vorrei solamente continuare a farmi gli affari miei. Io faccio il mio lavoro come tu fai il tuo. Ma se aspetti che ti fornisca la lista giornaliera dei miei appuntamenti, hai sbagliato strada. Vai andare a sbattere il grugno dove ti pare, per quanto mi riguarda. Voglio soltanto sapere quando Maurice farà il colpo. Punto e basta. Vedi, mia cara panterina, l'hai messa male fin dal principio. Ti comporti come se fossi tu a comandare il gioco e invece non ti accorgi di essere un pezzo di merda. Chiaro? Ti passerò la mano quando sarà il momento. Non ci siamo proprio capiti. Proverò a spiegartelo ancora. No, dai, che fai? Dai, che è appena stirata. Adesso dovrò portarla di nuovo in tintoria con quello che costa. Ah, ecco, bravo, dai, beviamoci su. Così, non ti piace quella marca? Cerchi dell'altro? Fuoco, fuocherello. Ah, il lucido da scarpe. Cosa fai? Ti ci pulisci i denti? E non risponde. No, sul cuscino. Va bene, ho capito. Mi hai convinto. Ti terrò informato minuto per minuto. Altrimenti saresti capace di fare pipì nelle lenzuola. Bravo. Stai diventando intelligente. Ma perché sei così cattivo? Sto facendo soltanto il mio dovere. Devo seguirti e compilare un rapporto giornaliero sui tuoi movimenti. Perché? Vuoi mettermi nei guai? E tu allora devi piantarla di fare lo stronzo. A proposito, il colpo è per domani. Alle 13:30 ci sarà un gran casino all'ufficio postale di Via Dacia, prima che passi il furgone portavalori. Dì ai tuoi capi di far circolare a quell'ora solo poliziotti con giubbetti antiproiettile. Al resto ci penso io. Tutto qui? Ah, un'altra cosa. Panterina? Sei un gran figlio di puttana. Può darsi. Però mia madre da sola guadagnava il doppio della tua e di quelle 2 o 3 zoccole delle tue sorelle messe insieme. Ah, faccio cazzo. Ma quanto ci mettono ad arrivare? Doveva essere già qui. Ma che aspettano? Da un'occhiata fuori. Ancora niente. E raggi dite che non ci stanno a lire in cassa. Sono 5 minuti che tengo in mano alzate. Perché non controllate voi stessi? Zitto. Nessuno ti ha dato il permesso di parlare. E non ho ancora deciso per il momento se spararti oppure spaccarti quella faccia di merda. Comincio ad innervosirmi. Eccoli.
Noi seguiamoli. Che succede? Fuori. Scintilla, dai, porta via il furgone, via! Adesso basta, li siamo divertiti abbastanza. Ora li sistemo io. Ce l'abbiamo fatta. Non mi sembra vero. Li abbiamo seminati. Ha funzionato tutto alla perfezione. Sì, il nostro capo è veramente in gamba. Certo che anche quel Tony non scherza, eh? Va a prendere i vestiti adesso. Dobbiamo cambiarci. Fra poco Scintilla sarà qui. Muoviti. Va bene. A presto. Ciao Marco, tutto a posto? E tu che ci fai qui? Non doveva venire Scintilla? Sì, l'ho mandato avanti col furgone. Io sono venuto a prendermi la macchina. E Giacomo? È andato a prendere i vestiti. Ah, i vestiti. Guarda un po' che ha. Questa non ci voleva. Adesso guarda. Sembra tutto a posto. Ok. Marco, senti. Che altro c'è ancora? Maledetto. Maledetto. Figlio di puttana. Bastardo
detto. È facile ammazzare chi non può difendersi, vero? Ma tu chi sei? Che cosa vuoi da me? Niente. Adesso più niente. Sporco traditore, la pagherai! Bene? Sì, capo. Marco e Giacomo dove sono? Non lo so, non li ho trovati. Ma non dovrebbero tardare, forse li hanno individuati e hanno cambiato percorso. Avanti, apriamo quella casa da morto. Hai detto bene, Maurice. Quella sarà la tua bara. Meriteresti un funerale migliore. Ma per questa volta ti devi accontentare. Che cosa vuoi, Giacomino? Quest'affare non ti riguarda. I nostri patti sono molto chiari. I patti si fanno e si disfano. E il nostro ha deciso di buttarlo nella mondezza. Sta attento a te, Giacomino. Così non farai molta strada. Chi tradisce verrà tradito. Bianco. Sembrano tutti morti. Sembra anche a me. Comunque è sempre meglio controllare. Andiamo.
È brava la Pantera Rosa. Complimenti per la missione compiuta. No, 007, non è ancora compiuta. Che cosa è successo? Un'imboscata. M'hanno ferito al braccio. E mio padre? È stato colpito. Gli hanno sparato alle spalle. Una carogna di poliziotto. Dovevo aspettarmelo un giorno o l'altro. E tu perché sei venuto qui? Non sapevo dove andare. Non conosco nessun altro. Capito che ho sbagliato strada. Aspetta, non puoi andare in giro così. Vieni. Adesso cerca di star calmo, devi riposare. Quando inventeranno le pallottole che non fanno male? Cos'è quella roba? Sono delle pillole che ti faranno dormire. Tu saresti la moglie ideale per un poliziotto. Ho il diploma di infermiera e la tua ferita è solo di striscia. Quindi puoi considerarti fortunato 2 volte. Immagino che dovrei ringraziarti. Non sono stato troppo tenero con te l'altra volta. Neppure io lo sono stata, quindi siamo pari. Adesso bevi e cerca di riposare, ne hai bisogno. Grazie, Paulette. Come fai a conoscere il mio nome? L'ho letto su una fotografia. Quale fotografia? Stava nel portafogli di tuo padre. È un bel nome, Paulette. Sei un imbecille, un incapace. Meriteresti di essere sbattuto fuori dal corpo. Un momento, io ho fatto quello che... Hai sbagliato tutto. Ucciso Maurice e mancato il poliziotto. Ho fatto fuori anche lui. Era ridotto un colabrodo. E dove sono finiti i 2 cadaveri? Se li sono mangiati gli avvoltoi? Se è vivo non andrà lontano. Lo cercherò e lo sistemerò definitivamente. E sarà meglio per te. Ti consiglio di sbrigarti. Ti do ancora questa possibilità. E adesso fuori dai piedi. Paulette? Paulette? Paulette, sei tu? Tony, già in piedi. Ti ho comprato questo maglione. Spero ti stia bene. Da un'occhiata ai giornali. Parlano solo di regolamento di conti fra bande rivali. Del poliziotto non dicono niente. Sono tutti d'accordo. Questa è l'unica spiegazione. Io ero solo l'esca. E tutti i pesci dovevano abboccare allo stesso amo. Ci sono cascato come un cretino. Non ti capisco, spiegati meglio. Sono caduto in una delle più fottute trappole della mia carriera di poliziotto. Capisci questo? Sei stato tu ad uccidere mio padre. Non sono stato io, però con te voglio essere sincero fino in fondo. Mi hanno solo preceduto. Se non l'avessero fatto loro, avrei dovuto ucciderlo io di persona. Sei un maledetto assassino bastardo! Piantala, imbecille! Non
Ti ho detto di averlo fatto. Siamo caduti in trappola tutte e due, come due stupidi conigli. Sei entrato in questa casa per ucciderlo e per tradirlo. Non è vero che è così? Rispondi! E con questo non sei mai stata tenera con tuo padre. Mai. Lo disprezzavi. Hai sempre sputato su tutto quello che lui ti offriva. E allora che te ne frega se è morto? Ma era mio padre. Questo solo conta. Vieni con me. Muoviti. No, con te non vengo in nessun posto. Ci verrai invece, con le buone o con le cattive. Te lo dico io. Perché se sei così sicura che io abbia ucciso tuo padre, allora non puoi pensare che io stia scherzando. Dove mi vuoi portare? Al macello? Peggio, al cimitero. Avanti, andiamo. Che cosa vuoi fare? Lo vedrai. Cammina. Lasciami. Svelta. Buongiorno, signor Lobbià. Salve. Che ci tocchi fatica sempre con meno cane. Sa fare una cosa e se ne spara un'altra. Avemmo scopato e ne scopanno. Come sta? Poveraccio, come deve stare? Sempre stesso. Oh mio Dio. Papà, ma allora sei vivo? Perché non parli? Non può parlare. Il colpo alla spina dorsale lo ha paralizzato. Il medico ha detto che esiste ancora qualche possibilità per farlo riprendere, ma in queste condizioni... Dobbiamo ricoverarlo. Non possiamo lasciarlo così. No. È quello che vorrebbero per farlo fuori definitivamente. Qui almeno è al sicuro. Ti chiedo scusa, io ho vergogna di quello che ti ho detto. Perdonami. Non ha importanza. Sono vaccinato contro gli sputi. Papà. Ciao signore, abiti qui? Ehi, bambina, cosa stai facendo da sola qui? Ti sei persa forse? Sì, mi sono persa. Ma tanto mamma prima o poi mi ritrova. Lena, bella mamma, ti ho cercato dappertutto, mi ha fatto stare tanto in pensiero. Vieni, andiamo. Grazie. Signor Ferrari? Sì? Buongiorno, scusi il disturbo. Sono Paulette Maurice e credo che lei già conosca questo nome. Sì, forse, se ci riferiamo alla stessa persona. Certo, alla stessa persona. E che cosa desidera da me? Devo parlarle in privato, questione di vita o di morte. Non c'è tempo da perdere. Bene, parliamo. Andiamo a casa mia, saremo più sicuri. La prego, si accomodi. Le faccio strada, venga. Prego. Chi si vede? È un piacere incontrare le vecchie amicizie. Dove si era cacciato? Sono giorni che la sto cercando. Per darmi il ben servito, vero? Che cosa dice? Non la capisco. E questa la capisci? Ma che diavolo fa? È impazzito. Senti, egregio pezzo di merda, che tu mi spedisca in mezzo a un branco di iene può anche starmi bene. Sono io che ho accettato il gioco. Ma quando scopro che tu vuoi farmi stendere proprio dall'angelo custode che dovrebbe proteggermi, allora mi innervosisco e anche per te si mette male. La smetta, adesso basta. Ha dimenticato chi sono. No, non l'ho dimenticato. Sei solo un miserabile ometto che non so perché ha cercato di fregarmi. Ma adesso sono diventato io il più forte. La prego, allontani questo cannone dal mio naso e mi lasci spiegare. Ci devi fare l'abitudine a questa. Considerala come un prolungamento della mano. E adesso spiegati e cerca di essere convincente. Senta, io non potevo certo prevedere quello che è successo. Lei era scomparso, magari
per un suo motivo personale. Istinto di sopravvivenza, questo era il mio motivo personale. Ma se Monty ha cercato di ucciderla, allora... Allora? Allora è tutto diverso. C'è qualcuno in alto che manovra. È bravo il nostro signor questore. E se quel qualcuno in alto fossi proprio tu? Lo Bianco adesso esagera, non glielo permetto. Le è stato promesso del denaro? Bene, glielo procuro io. Però lei se ne andrà subito in Argentina. Magari in compagnia della signora. È una buona idea, no? Lei che ne dice? Che c'entra Paulette? Non ha detto di chiamarsi Maurice. E con questo? Le consiglio di scomparire al più presto. La smetti di parlare per indovinelli, questore. Di le cose come stanno. Quanto è vero Dio ti spacco il muso. Io le sto raccontando quello che so, lo Bianco. Io ero contrario a quella gente, ma loro purtroppo non hanno voluto ascoltarmi. Ho fatto delle indagini e ho scoperto che Monty non apparteneva alla polizia, ma che è un ex mercenario. Mercenario? Ma che razza di storia mi stai raccontando? Qual è la tua manovra? Dov'è che vuoi arrivare? E qual è il mio ruolo, questore? Non lo so. Non lo so, mi deve credere. Io stesso non conosco tutta la verità. Una cosa è sicura, però. Tutto è partito dall'assassinio di quel montano. Da qualche parte deve essersi aperta una maglia e qualcuno sta cercando di richiuderla. Uccidendo Maurice? Sì, anche uccidendo Maurice. Perché tanto interesse per Maurice? Perché farlo fuori? Questo non lo so. Ma se invece Maurice nascondeva qualcosa, non so, dei documenti, e ricattava quel qualcuno molto in alto, allora sì che tutto diventa più chiaro. Sbaglio, questore? Io le ho già detto che non so altro. Se lei non mi crede, non posso farci niente. D'accordo, voglio crederti. Ora vattene. Ma no, Tony. Aspetta. Non puoi mandarlo via così. Ho detto vattene. Fuori. Va bene, me ne vado. Ma ricordatevi che l'offerta di prima è sempre valida. Non mi interessa il denaro. Da oggi farò a modo mio. Come preferisci. Lei è pazzo, lo Bianco. Pazzo da legare. Basta. Io accetto la sfida. E voglio proprio vedere come andrà a finire. Un momento. Vattene. Ma tu credi veramente che... Ne sono più che convinto. Tuo padre aveva qualcosa di importante fra le mani. E ce l'ha ancora. Dobbiamo scoprire di cosa si tratta. E che cosa pensi di fare? Ma non lo so. Sloggiare prima di tutto. Questa casa ormai puzza di bruciato. E poi si vedrà. Ok. Salgo a prendere i vestiti. Vengo con te. Come vuoi. Vieni, entra. Accidenti, che ordine. Ma com'è possibile vivere in questo casino? Beh, così ho tutto sotto controllo. C'è da mettersi le mani nei capelli. Sono una frana, è questo che vuoi dire? Una valanga è più giusto. Hai il vizio di travolgere. Anche una come te? Sì, anche una come me. E fino a che punto? Provaci. Hai detto che quelli che ti hanno sparato sono gli stessi che hanno ridotto mio padre in quello stato, non è vero? Sì, è vero. Lascia che ti aiuti. Devo farlo, capisci? Non avrò pace fino al giorno in cui non sarà vendicato. È un gioco troppo pericoloso, non te lo consiglio. Non puoi negarmelo. Che ne sai tu di quello che si prova quando qualcuno riduce tuo padre in quello stato? Cosa ne so? Ora ti racconto una storiella niente male. C'era un brigadiere della polizia che credeva in tutto quello che faceva. Gli hanno strappato le unghie dei piedi e delle mani prima che gli aprissero la pancia con un rasoio. Quell'uomo era mio padre. E adesso ti va ancora di giocare a guardie al ladri? Adesso più che mai. Sei una bella testarda. Fermi! Non muovetevi. Guarda, guarda chi si vede.
La Pantera Rosa. A che devo questa visita? Niente scherzi. Ho vicin chiodo a quel letto. Vedo che te lo stai spassando. Fai bene. Così non ci sarà bisogno di concederti l'ultimo desiderio. Vestitevi. Ma lei che c'entra? Ora andiamo a spasso. Dopo te lo spiego. Possiamo anche fermarci. La gita termina qui. In ginocchio. Sei finito, 007. Io mi occuperò di lei. Con lui ormai non ci proverei più gusto. Forza. Tony, è finita. Fermo, lascialo a me, lo sistemo io. Come mai da queste parti, signor Questore? Potresti almeno ringraziarci. Ti abbiamo salvato la vita. Grazie. Sono commosso. Bene, e adesso non devi più occuparti di questa faccenda. E Monti? L'ho mancato. Mi è sfuggito quel maledetto traditore. Hai una cattiva mira, Marciani. Ma d'altra parte noi non siamo uomini d'azione. Già, ma in compenso sapete come manovrare le vostre controfigure.
sei sicuro che la villa non è sorvegliata? Credo di no, ma dobbiamo correre questo rischio. Ma per quale ragione? Un'idea, pazza quanto vuoi, ma pur sempre un'idea. Ma cosa speri di trovare? Non lo so, ma una cosa è certa. Tutto è partito da qui, da questa casa. Non vi muovete. Chi siete? Abbassi quella rivoltella, non siamo dei ladri. Questo lo racconterete alla polizia. Signora, la prego. Mi ascolti, signora. Non tocchi quel telefono. Può costarle la vita, come è già costata a suo marito. Che cosa ha detto? Che cosa ne sa, Lady? Signora, mi chiamo Paulette Maurice. Questo nome non le ricorda qualcosa? Un momento. Maurice. È stato quello che ha sequestrato mio marito. È stato lui ad ucciderlo. Non è stata Maurice a ucciderlo. Era quello che pensavo anch'io. Ma sbagliavo di grosso. Ma che cos'è che volete dire? Il suo marito è stato assassinato da qualcuno molto più vicino a lui. Che è stato un omicidio politico. Ma loro mi hanno chiesto del denaro, è molto. Fumano negli occhi, signora. Quello che a loro interessava era ben altro. Qualcosa molto più importante del denaro. Sì, è stato Maurice a organizzare il sequestro, ma non è lui che ha ucciso suo marito. Ora lei ci deve aiutare a capire chi è stato. Io le ho detto tutto quanto. Ecco, faccia quello che vuole. Io credevo vi interessasse scoprire la verità. E se foste stati voi ad ucciderlo? Adesso non saremmo qui a discutere, le pare? Si calmi, signora. Questa la prendo io. Le ho detto che non abbiamo intenzione di farle del male. Ed eccole la prova. Ma allora che cosa volete da me? Un'informazione. Solo un'informazione. Sono così confusa. È difficile ricordare. Non mi sono mai interessata degli affari di mio marito. Ma forse... Sì, forse una volta ne parlò di qualcosa. Di uno scandalo o roba del genere, non so. Ma io non ci feci caso. Sembrava sdegnato, fuori di sé. Accennò a dei documenti. Pensai a una delle solite beghe di lavoro. A proposito di questi documenti, suo marito non le ha mai fatto qualche nome? Sì, ma i suoi erano solo sospetti. Stava raccogliendo le prove. Il giorno del sequestro era particolarmente nervoso, come avesse paura. Portava con sé i documenti più importanti. Diceva che era più sicuro. Giù! Sta giù! Morta. Morta anche lei.
Quanti cadaveri ci saranno prima che questa storia sia finita? Se non ci sbrighiamo, almeno altri 2 saranno i nostri. E intanto, che facciamo adesso? Dobbiamo tornare dall'unica persona che ci può aiutare, da tuo padre. È inutile. Non può far niente per noi in queste condizioni. Ascolta, papà. Sappiamo che sei stato tu a sequestrare Montano. Ora devi aiutarci. Concentrati. E cerca di rispondere in qualche modo, se puoi. Il giorno del sequestro Montano aveva con sé una valigetta con dentro qualcosa di importante. Un dossier, non so, dei documenti che avevano un valore superiore al denaro e per i quali si è ucciso e si ucciderà ancora. Ti prego, rispondi. È la nostra ultima possibilità. Ora ci sono dentro anch'io. E solo ritrovando quei documenti potremo avere un'arma per difenderci. Aiutami, papà, ti prego. Cercando di dirci qualcosa. Tony, ci sente? Volete la mano? Ha mosso la mano. Maurice, tu solo puoi salvarci. Io amo tua figlia come la ami tu. Ma se quelli ci beccano, ci ammazzano senza pietà. Rispondi. Hai nascosto tu quei documenti? Maurice, dove hai messo quei documenti? Però, un momento, Paulette. Ha mosso la mano. Ma sì, l'anello. L'anello con il serpente. Credo d'aver capito. Deve essere così. Quella volta mi ha detto che era il solo amico di cui si poteva fidare. Papà. L'unico a cui poteva affidare un segreto. Ma certo, il serpente. Oh, papà. Ora andiamo, Paulette. Su, brighiamoci. I documenti stanno senz'altro lì dentro. Come farai a prenderli? C'è un solo sistema, mia cara. L'ammazzo. Tony. Sta calmo, Gingo.
E ascoltami bene. Senti, ti propongo un patto. Tu mi aiuti a tirar fuori i documenti che stanno lì sotto e io ti lascio vivo il figlioletto. Mi sembra onesto come scambio, non ti pare? Tutto fatto. L'appuntamento è fissato. Pensi che verrà? Ci puoi scommettere la testa. È lui. Sta arrivando. Sai quello che devi fare. Vedrai, papà, andrà tutto bene. Come mai sola? Dov'è Tony Lo Bianco? Da qualche parte, per misura di sicurezza. Molto prudente. Hai documenti? E lei ha il denaro? Voi però avete letto il dossier, sapete tutto. Chi mi assicura che non parlerete? Nessuno si deve fidare. È lei che ha dato ordine di far uccidere mio padre? Suo padre era un pazzo esaltato. Ha creduto di potermi ricattare facilmente, ma i miei amici non hanno accettato le sue condizioni. E Maurice non ha capito che stava scherzando con il fuoco. Lo Bianco! Finanziamenti edilizi, appalti. Un giro di miliardi che coinvolge politici, sottosegretari, ministri. Questi semplici fogli di carta potrebbero far scoppiare uno scandalo gigantesco.
Lei deve dimenticare il contenuto di questo dossier. Senza contare tutte le persone che sono morte, a cominciare da Montano. Montano voleva fare il paladino della giustizia, ma aveva sbagliato epoca. Mi dia i documenti. Bene. Tutto a posto. Ecco il denaro. Complimenti, Lo Bianco. I suoi sistemi non sono tra i più ortodossi, ma in fondo il suo intervento è servito a dare una ripulita a questa nostra tormentata città. Ecco, questi sono i passaporti e la carta di accredito per la banca, e quella è la barca che vi porterà in Corsica. Di lì proseguirete per la Svizzera. Io ho fatto tutto quello che dovevo fare. Ora però cercate di dimenticare. E lei che farà? Cercherà di proseguire l'inchiesta? Vede, caro signor Questore, la città ancora non è stata ripulita, come lei dice. La catena degli omicidi si è solo fermata. E se qualcuno cercherà di andare in fondo con quei documenti, ricomincerà tutto da capo. Solo non ci sarò più io a farvi da specchietto per le allodole. Ma forse non sarà più necessario. Bene, tanti auguri. Ferrari, in fondo tu mi sei simpatico. Cerca di non essere il primo a farti ammazzare. Sarò prudente. Quella gente che non scherza. Nelle tue tasche c'è una bomba d'orologeria che può scoppiare quando meno te l'aspetti. So come bagnare la miccia. Addio, signor Questore, e non si illuda troppo.